Sono Bear Grylls. Vi mostrerò ciò che serve per uscire vivi da alcuni luoghi più pericolosi della Terra. Dovrò superare difficili sfide in luoghi in cui non durereste un giorno senza le giuste abilità di sopravvivenza. Non so cosa stia succedendo. Credo si tratti della furia del cinghiale sacro. Jim si dice che ogni 1000 anni la furia del cinghiale sacro si abbatte per modificare la terra. È meglio trovare da bere. Non credo che pioverà. Sembra che Paco abbia trovato qualcosa. Andiamo a vedere. Il mio cane ha appena trovato una pianta di melanzane d'orzo e c'era pure il suo frutto. Melanzana gasata, vai! Ah, che meraviglia! Non riesco a crederci, una melanzana gasata fresca. Paco, vieni qua. Veramente fresca, ragazzi, fantastica, d'estate il massimo. Pensate che il popolo indigeno ne beve ai litri di questa cosa, bellissimo, ragazzi. E tu che dici, Paco? Per caso ne vorresti un pochettino? No, 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 no. Lo sai che la melanzana gasata ti fa male, eh? Fai da bravo. Ho dovuto bucare la corteccia di un albero dell'acqua per dissettare il mio cane. Poi andremo a nord. Ora vi mostrerò una tecnica delle forze speciali. Manipolerò la criniera di questo cespuglio enigmatico selvatico e toglierò fuori un'arma di quelle particolari, speciali, oppure non lo so, me lo darà lui, vediamo. Mi ricordo di aver trovato un cespuglio simile sulle Ande dell'Himalaya e di aver estratto fuori un Boeing 747. Ok, questa fa il caso nostro. Questa volta dentro da sotto vulcano di cacca. Ora che siamo attrezzati, partiamo di nuovo per la nostra avventura. Ci manca solo un po' di cibo. Il mio cane ha appena avvistato la tana di qualcosa. Se siamo fortunati, forse troviamo la cena, ragazzi. Questo fa il caso nostro, potrebbe mordere. Ok, fai attenzione, stai distante. Sono bruschette dell'Amazzonia! La bruschetta selvatica dell'Amazzonia è una specie velenosa non di questa fauna, quindi invasiva, e sta generando l'estinzione delle nostre classiche bruschette mortadella e marmellata. Gli ho dovuto staccare i testicoli per non riprodursi. Purtroppo è una razza velenosa. Non mi va di ucciderla. Però gli distruggerò la tana. Purtroppo la fame si fa sentire. Gentilmente il mio amico Paco mi offre un pezzo di sterco di cane fresco. Ora cambierò le regole, modificherò quest'arma per colpire, per distruggere. All'interno di questo caricatore ci sono dei semplici proiettili di ficco d'India. Io li modificherò con queste bellissime olive, ragazzi. Queste spaccano. Avete presente una Magnum 57? Mi ha bucato una chiappa. Meno male che i gioielli sono a posto. Ai. Siamo quasi arrivati a Vulcano, ma si sta facendo notte, quindi stanotte credo che resteremo qua. Decido di costruire una casa da questi polloni di quest'albero. Mi ricordo una volta, in una situazione d'emergenza, ho costruito un grattacielo di 300 metri utilizzando della sampia e della semplice cacca di gatto. Ora ci mancano 4 pali di sostegno, andrò a cercarli. La siccità non ha lasciato neanche più un albero, ragazzi! Ah, che succede? Non capisco cosa sia successo! Ma mi sono uscite le tette! Sapevo che non dovevo mangiare quelle bruschette velenose, cavolo!